passare, cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica impazza, allora dai tutti in piazza! In piazza! Com'è che dice la sigla? Dai, simpatica, simpatica. Eccoci ancora insieme, bentornati e bentrovati all'appuntamento con le varie sagre e feste in giro per l'Italia. Ci porta a Trevignano, dove c'è appunto il Palio di Trevignano, appuntamento importantissimo che non bisogna assolutamente perdere, ed è per quello che anche quest'anno siamo stati presenti, così come anche a Montebelluno dello speciale territorio, e poi avremo modo anche di vedere invece la Sagra delle Rose che si trova a Ponzano Veneto. Quindi stai con noi, e se ti sei perso un pezzettino di qualsiasi cosa, beh, vai a visitare il nostro portale tuttoinpiazzatv.com. E l'umiltà dei nostri nonni non saranno dimenticate, ma bensì festeggiate e celebrate. Rapparet, ecco qui a voi la cucina. Una volta c'era il ring dove si metteva solo una carriera, ovvero un grande pentolone per cucinare. Oppure qui abbiamo una cucina di quelle economiche, dove si usavano le casserole per cucinare. Le cucine erano grandi e accoglievano tante persone. Dovevano accogliere famiglie molto numerose. Il fatto fondamentale comunque che si trovava nella cucina era sempre la polenta. Qua abbiamo 3 forni con le botti e il tema è la cantina. Il fatto, diciamo, divertente della cantina è che si apriva botte per botte e ogni tanto qualche botte si trovava vuota, perché qualcuno col pivot e paglia, ovvero con delle cannucce di paglia, decideva di svuotare una botte nascosto. Ecco il 3 forni che passa. Ah sì, e per bere si usavano delle scodelle in terracotta che non venivano mai lavate. Era proprio la particolarità di lasciare la scodella sporca. E poi abbiamo il Volvo che per festeggiare i 25 anni di Palio sul suo carro ha una macchina molto particolare, dotata di 2 bocche per buttare dentro, magari tu volessi usarla a capo al Palio. È una macchina che è stata acquistata dal conte Onigo di Falsè negli anni 30 ed è costata ben 350.000 lire. Costava praticamente come di più di una metà di giorni nostri. Quindi pensate l'importanza che aveva questa macchina per svolgere il lavoro. Dai, via! E ora si avvicina via Alta. Ragazzi delle squadre, se voi volete entrare in villa, intanto i trattori e i carretti si fermano qui in piazza perché dobbiamo aspettare la rappresentazione storica. Ecco via Alta ha deciso che oggi va a caricare il treno che sarebbe il treno. E quindi era fondamentale sapere raccoglierlo e gestirlo. Prima si tagliava col così, dopo si allargava, quindi si apriva e si resteava, si raccoglieva col rastrello e si facevano i famosi mari del tè. Il profumo era qualcosa di straordinario, che ai giorni nostri possiamo solo immaginare, perché aveva delle essenze che ora non ci sono più. Veniva buttato nella pieda e veniva messo nella tira ancora e buttato giù da quello che si chiama il Benot.
La chieda era il luogo dove si riponeva il fieno sopra la stalla e il benot era il buco da cui si buttava giù questo fieno. Inoltre il benot era anche la misura per stare alle bestie. Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza, sempre in giro nella nostra bella Italia. Oggi siamo qui a Forlimpopoli in occasione della festa artusiana, è arrivata la sua 22esima edizione. 22 anni che si ricorda il loro concittadino, ovviamente Pellegrino Artusi, il quale insomma da scrittore e da gastronomo ha regalato veramente tante ricette e tante scritture, ma soprattutto ha dato la possibilità ogni anno di riproporre questo evento che lega la gastronomia con anche gli spettacoli e la cultura. Per saperne di più, l'intervista all'assessore. Allora, siamo insieme all'assessore Bonetti Adriano, buongiorno. Buongiorno. E ovviamente in occasione della festa artusiana siamo anche abbastanza curiosi di sapere quest'anno come viene sviluppata e articolata. Allora, innanzitutto è la 22esima festa artusiana che facciamo, quindi ormai siamo diventati grandi. Viene articolata già da parecchi anni con un format che ormai è collaudato. Abbiamo spettacoli tutte le sere, circa 150 spettacoli, perché li vediamo nelle 9 serate e coinvolgiamo tutto il paese, tutto il centro storico di Forlimpopoli. Abbiamo la cultura tutte le sere. A Casa Artusi viene presentato un libro e in questo libro praticamente ci sono vari personaggi, cioè da Segre a Lucarelli, quindi c'è tutto un movimento che tutte le sere funziona alle 7 di sera. Poi abbiamo nella Chiesa dei Servi, che è all'interno del complesso di Casa Artusi, vari convegni tutte le sere, ed abbiamo avuto proprio ieri sera, il giorno della partenza, un convegno molto importante dove erano presenti praticamente professori universitari, parte anche componenti del nostro comitato scientifico. Noi abbiamo un comitato scientifico che riteniamo che sia molto d'alto livello, formato, il presidente è Massimo Montanari, che è uno delle massime espressioni della gastronomia, cioè per la storia della gastronomia in Italia. E quindi era, fra altre cose, con un titolo abbastanza emblematico che era La cucina senza. Oggi la cucina è sempre senza qualcosa. Una volta c'era la cucina inclusiva, quindi quando mancavano gli alimenti cercavamo di mettere tutti gli alimenti possibili, oggi invece siamo... Diciamo che il vostro concittadino Pellegrino Artusi sarebbe veramente contento e onorato, anche perché ai suoi tempi il ristorante argentino non c'era e oggi voi l'avete. Sì, a parte che il nostro concittadino Artusi è stato già un precursore, possiamo dire che potrebbe essere tranquillamente un blogger di adesso, perché lui ha coinvolto tutta l'Europa e anche oltre forse, perché il libro dell'Artusi lo troviamo adesso, ma lo troviamo ai tempi, gli emigrati che andavano dall'Italia verso i paesi anche lontani avevano tutti il libro di cucina dell'Artusi. Forse questo è servito anche a mantenere in molte famiglie quell'equilibrio di tradizione che magari spostandosi in continenti diversi non era possibile avere. Va bene, io la ringrazio, naturalmente buona festa e buon proseguo. Grazie, grazie a voi e vi ricordo che dal 23 all'1 luglio siamo tutti contenti di ospitarvi a Forlimpopoli. Chioggia Navigazione propone tutti i giorni, dalle 10 alle 20, favolose escursioni panoramiche della durata di un'ora tra i canali e la laguna di Chioggia, la piccola Venezia. A soli 10 euro per gli adulti e 5 i bambini, per farvi conoscere gli scorci e la storia della nostra città. Per progettare il tuo arredamento, affidati a Creazioni d'Arredo e al suo team competente che ascolta le tue esigenze e le realizza. Creazioni d'Arredo, dall'idea alla realtà. A Conegliano, DL Service SRL. Da oltre 20 anni vende, installa e ripara impianti di condizionamento e pompe di calore delle migliori marche. Agenzia immobiliare Giada Carniato, da 20 anni specializzata nella compra-vendita di immobili residenziali a Ponzano Veneto e limitrofi. Visita il nostro sito giadacarniato.com. SF di Stalteri Francesco.
con esperienza decennale nella fornitura e posa di sistemi anticaduta e materiali per l'edilizia. Ideal System, con sede a San Carlo di Cesena, ma operante in tutta Italia, offre progettazione, realizzazione e manutenzione di celle frigorifere, con vasta gamma di servizi connessi. H. Orle, sul lungomare della spiaggia Levante, punto gelato, gelateria artigianale, senza additivi chimici, con materie prime di alta qualità, anche per intolleranti, frappè, granite, con frutta fresca. A Trevignano, Melania Arredi. Aiuta ad arredare il tuo immobile grazie alla sua esperienza. Melania Arredi, prodotti e qualità per la tua casa. A Saonara, dal 1968, Officina Rampin, assistenza e riparazione di qualsiasi veicolo dall'autovettura al veicolo pesante, specializzati nella riparazione di sistemi di iniezione diesel. Autodemolizioni Minello, di Righetto SRL, un solo pezzo o l'auto intera, vendita ricambi auto usati e nuovi, disbrigo pratiche demolizione, acquisto e vendita auto usate e incidentate. Venite a scoprire il mare di Nocilara. Cuor di Noce vi aspetta in via Sette Casoni, località Torre di Fine. Stamattina profumo di festa, apro la mia finestra e sento la gente passare. Cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica impazza, allora dai tutti in piazza.